Buonasera a tutti ragazzi. Dopo un martedì che è stato un po', diciamo, normale, un po' dappertutto, diciamo da domani ci sarà un peggioramento, diciamo, delle condizioni meteorologiche, quindi su buona parte inizialmente del centro-nord, quindi le temperature, ragazzi, avranno davvero un deciso crollo, quindi a causa dei venti di Bora, quindi che non permetteranno alle temperature di salire di un po', quindi non supereranno i 15-16 gradi, quindi questo vale Torino, Milano, Bologna, come così pure al centro, diciamo come Firenze, dove non si supereranno manco i 17-18 gradi. A Roma non si passeranno i 20 gradi. A sud per il momento, quindi ragazzi, farà ancora piuttosto caldino, diciamo mite, dicono, vabbè, qua ancora fa caldo, ma sarà solo questione di tempo, dicono, speriamo, perché è quasi ora che arrivi pure qua un po' una ventata di freddo, però la fase più fredda, ragazzi, incomincerà giovedì, quando un ritorno a cielo più aperti arriverà un vero e proprio crollo delle temperature notturne su molte città come la Valpadana, dove si registreranno, dicono, a 6-8 gradi, con massime non superiori, diciamo, ai 12-14 gradi. Quindi a Firenze si toccheranno massimo i 12-13 gradi, a sud i valori diminuiranno però in forma, come sempre ragazzi, meno eclatante, quindi con massime che si assesteranno sui 20-21 gradi, 21 gradi. Quindi a conti fatti ragazzi, il freddo ragazzi sarà soprattutto a nord come sempre, quindi dove si passerà dai 24 gradi dello scorso weekend fino a 12 gradi, quindi ci sarà diciamo un bel crollo diciamo abbastanza bello, quindi da 24 a scendere a 12 ragazzi il crollo è di oltre 10 gradi, quindi ci sarà davvero un crollo termico. Quindi speriamo bene, ragazzi. Il sud, come sempre, qua siamo sempre gli ultimi noi. Qua stiamo in Africa, come sempre dico. Quindi speriamo bene che pure qui arrivi un po' di fresco, un po' di pioggia. Perché qua ancora, perlomeno fino ad oggi, ragazzi, per me è come se fosse estate. Quindi vi auguro buona serata e ci sentiamo come sempre al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.